Non c'è parole. Tutti una famiglia, guarda, una grande famiglia. C'è solo la disperazione degli amici e dei colleghi, dentro e fuori la cava postumi e inerti di Giavera del Montello, dove Francesco Vona, 39 anni di Vittorio Veneto, è morto schiacciato da un rullo, e questo nel tentativo di salvare un collega di un anno più giovane, residente a Villorba, che pochi istanti prima era rimasto incastrato con un braccio nel macchinario, sembra oggetto di manutenzione. Il 38enne è ora ricoverato al Cafoncello in prognosi riservata. Un atto di altruismo confermato anche da uno dei soci dell'impianto, Roberto Grigolin, visibilmente scosso. Appunto, esatto, per aiutarlo. È salito su un nastro, il nastro ha preso ha perso l'equilibrio, è andato sul coso, insomma, una canala che ha rotto il collo, ci ha rotto l'osso del collo, sembra che sia questo. Insomma. Un gesto di generosità, insomma, che L'istinto ti porta a fare. attimi tragici prima delle 8 del mattino che la procura sta ricostruendo accanto a carabinieri e Spisal, intervenuti con su M118 e vigili del fuoco, sotto la lente l'attivazione delle procedure di emergenza e il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, rilievi meticolosi con la salma affidata al carro funebre dopo oltre 4 ore dall'incidente. Sul posto anche la madre, che colta da malore è stata portata in ospedale con l'ambulanza. È una cosa che è inverosimile quello che è successo. Una persona che era da anni con noi, Era un lavoratore esperto. almeno 6-7 anni, da quando siamo partiti, lasciamo ai vari preposti le risposte. E mentre le indagini proseguono, anche i ricordi scorrono. Pochi giorni fa Francesco aveva offerto ai colleghi il pranzo per il suo compleanno, piccoli gesti quotidiani che ora diventano giganteschi. Alle 6 e un quarto l'ho salutato di moda, 6, 10 là. Mi ha salutato, ciao Piero, come va? Come solito facciamo ho fatto 4 risate. Mi ha ha scritto Francesco numero 1. Vedo sempre io sono numero 1, vedo. Ieri questo. Ieri pomeriggio.